5 mortali in appena 3 giorni non sono solo una tragica coincidenza, ma un segnale che riporta con forza il tema della sicurezza stradale al centro del dibattito. L'ultima tragedia è di oggi, quando un centauro tedesco di 47 anni ha perso la vita tra Gosaldo e Rivamonte dopo essersi schiantato contro un'auto. Nonostante l'intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Con l'arrivo della bella stagione aumenta il traffico di moto e scooter e il rischio sulle strade cresce in modo evidente. Sarebbe opportuno che tutti gli utenti che utilizzano i mezzi a due ruote abbiano una capacità visiva, quindi si facciano vedere in maniera importante da chi poi utilizza l'auto, perché è importante, come si diceva prima, il riconoscimento reciproco, perché un motociclista l'auto la vede, un automobilista la moto la vede con certe condizioni. Un fenomeno che si inserisce in un trend già in crescita. Secondo i dati forniti da ACI Treviso, il parco moto è aumentato del 22% tra il 2016 e il 2025, con un incremento ancora più marcato pari al 67% tra il 2016 e il 2024. Più mezzi sulle strade significa anche più esposizione al rischio, dove distrazione e alta velocità possono fare la differenza in una manciata di secondi. La velocità è importante, ma naturalmente io ho sempre valutato, anche per esperienza di tipo personale, che il riconoscimento reciproco tra l'automobilista e il motociclista è l'aspetto fondamentale, perché l'automobilista deve essere in grado di riconoscere il motociclista. Una sequenza di tragedie che impone una riflessione urgente. La crescita della mobilità su due ruote deve andare di pari passo con una maggiore prudenza e una cultura della guida più consapevole. C'è ancora molto da lavorare, c'è ancora molto da fare. Come provincia di Treviso in questi anni abbiamo investito molto sia con i drive camp all'interno degli istituti scolastici, sia con i corsi di formazione per gli over 65. E anche questo ha aiutato a far diminuire il dato relativamente alle vittime lungo le strade. Infatti il nostro centro di monitoraggio ci dice che rispetto al 2024 nel 2025 le vittime sono state il 50% in meno. Infatti nel 2024 le vittime sono state 70 e nel 2025 36. L'obiettivo è quello di arrivare a vittime zero lungo le strade.